7 km quadrati di paradiso naturale, situata a circa 4 miglia e mezzo dalla penisola del Sinis, in provincia di Oristano, costituita prevalentemente da granito e suolo steppico, popolata da una fauna di piccoli rettili e volatili. È l'isola di Maldiventre, territorio incontaminato e disabitato nella costa occidentale della Sardegna, inserita nell'area marina protetta penisola del Sinis e gestita dal comune di Cabras, dal 1972 appartiene alla società napoletana turistica Cabras SRL, facente capo al miliardario inglese Rex Miller. Dal 25 agosto l'isola è stata occupata dal partito indipendentista Paris e dal suo leader, Salvatore Meloni, che la rivendica come repubblica indipendente con il nome originario di Manuentu. Io penso che i sardi abbiano la capacità, il potere, la voglia o l'intelligenza di fare norme, leggi particolari per il loro territorio. Meloni intende fare dell'isola il 139esimo paese riconosciuto dalle Nazioni Unite e chiede anche la protezione in caso di aggressioni esterne, come prevede la Carta di San Francisco con la legge 848 del 1957. Sono già 500 le richieste giunte finora per ottenere la cittadinanza. Gli indipendentisti non hanno bisogno di tutele di nessuno, non deve venire il WWF a dirmi come io devo amare la mia terra, come devo rispettarla e portarla avanti e curarla per le future generazioni. Ho deciso che non morirò fino a quando la Sardegna non sarà indipendente. L'8 ottobre il WWF ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Oristano affinché accerti i danni eventualmente prodotti dagli indipendentisti, ma Meloni non si arrende, intende fare della neonata Repubblica il punto di partenza per l'indipendenza di tutta la